Caro Armando, siamo qui di nuovo anche oggi con i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao Armando. Ciao. Buona giornata con Veneto Globo Radio Conegliano, Bruno Zanetti e Armando Zanotto, che sono qui per raccontarvi la ricetta del giorno. Perché dico raccontarvi la ricetta del giorno? Perché Armando, come Armando non ce n'è, lui riesce a far diventare poesia anche una semplice ricetta, perché è un grande chef, un grande cuoco. Io non so più come definirlo, naturalmente è di fama mondiale, perché è diventato famoso in tutto il mondo dopo tanti anni che gestisce un ristorante così importante come il Trepanoce e naturalmente adesso è a riposo, però cura ancora le ricette da lui curate e inventate negli anni. Allora oggi cosa abbiamo? Ve lo dico molto velocemente perché questa è una ricetta che ve la voglio far godere e sentire da Armando. Risotto al radicchio rosso di Treviso. Questo deve essere qualcosa di eccezionale. Risotto, caro Bruno, risotto al radicchio. Se non diamo queste ricette, caro Bruno, adesso, che siamo sotto le feste, scusa che ricordo sempre queste feste, perché sei tutti che si prepara, tutti che va a spenderti skei, la 13ª, si acciapala ovviamente, scusami, ma può capitare malinconicamente e anche purtroppo di questi tempi purtroppo lo dico seriamente, quindi io lo faccio in un modo scherzoso, scusatemi, però può capitare anche questo. Però dare questo senso in queste ricette, parlare dei prodotti sempre della nostra terra, adesso un po' del radicchio rosso del Treviso, che queste brosette che vengono adesso in questo periodo del massimo, e più brosa che viene è più diciamo aggressivo nel senso buono, croccante e il vien, perché ha bisogno proprio di questo freddo qua, quindi ne va una parte del cattivo gusto amaro e ne rimane quell'amaro molto soft, molto dolce, piacevole, accettabile e instancabile nei vostri palati, no? Quindi questa è una ricetta altrettanto semplice come quelle che vi suggerisco, poi vi suggerirò qualcuna dei difficili, però stiamo sempre nell'ambito più facile possibile. E quindi qui il nostro buon Bruno vi dirà gli ingredienti di questa ricetta. Allora, gli ingredienti per 4 persone sono anche pochi, sai. Sì, non è che sia complicato e deve essere fantastico questo risotto. Naturalmente 300 grammi di riso super fino, Carnaroli, il nostro cuoco vi consiglia il Carnaroli per quali motivi? Perché questo va bene, perché mantiene la cottura. Metti che Dida Nalaghi si inventa di fare questo risotto qua, caro Bruno, cosa succede? Allora, tu capisci che la brava signora di casa è tutta presa e prepara gli aperitivi, i stuzzichini, e si senta in maniera antipasto e si priva magari dell'antipasto, si alza su, la mena il riso e magari l'antipasto gli devo mangiarlo, e il riso è pronto e l'antipasto non è finito, era questa... va in panico, va quasi in depressione, poi a miseria, no? E ora cosa succede? Guai se il riso non sto riso qua le fa proprio queste robe qua, non scherzo, è la verità, perché è un riso che mantiene la cottura molto a lungo, che di solito i commensali che spetta il riso, no, è il riso che spetta i commensali. Attenzione però, non è quel riso che il parco è. No, assolutamente. Allora, questo riso può mantenere molto la cottura, però ha una cosa che emana un po' meno gli amidi, li trattiene dentro e quindi la legatura del risotto può essere un po' meno legata. Ma non è che il caro asse che sonta un fiato di burro e formaggio in più e lo lega. Sino per fare un risotto che manda fuori più gli amidi, è risotto nano, ecco, il vialone nano e super arborio. Ecco, questi sono i due risotti molto adatti per risotto, però ragazze, qua non si può scherzare, dopo 2 minuti passa in cottura e allora viene fuori con la cola che vedremo su fai muri. I festi. Allora, diciamo 200 grammi di radicchio rosso di Treviso, naturalmente
di questi tempi, come diceva Armando, è fantastico. 100 grammi di burro, i soliti 100 grammi, 25 grammi a testa, non vi fa mal neanche per morire. Una cipolla, anche qui adesso... la cipolla bianca qua. Quella bianca. Anche a Bruno, scusa che ti ho detto, e abbi pazienza sempre che sono un rompi anime, perché ti interrompo qualche volta con te dai. No, bisogna che mi interrompa, se no i nostri ascoltatori lui capisce. Giustamente, tu stai dicendo delle cose sagge. Quando che ti ho detto il burro, che non gli fa male 25 grammi, allora è giusto che io specifichi e che ti interrompa. Perché? Perché se noi mettiamo, quando è finito, come che dopo nella ricetta che do la preparazione, se noi mettiamo il burro a fine cottura, il burro rimane crudo, non subisce di calori che può danneggiare, perché rimane, diciamo, è come l'olio. Se ti metti l'olio a crudo non fa male come l'olio quando che ha subito certe temperature in cucina. Il burro così è tranquillo, non vi fa male. Allora, poi abbiamo detto la cipolla. E 2 litri di buon vino rosso. No. Scherzo. 2 litri di buon brodo di verdure. Allora Bruno, sale e pepe quanto necessario. Il procedimento ve lo dico subito, però riferendomi alla trasmissione precedente, se non l'avete ascoltata, si parlava di quando che si mangia magari una bella minestra come quella che abbiamo presentato l'altro giorno, dei risi e bisi secchi. E ora si dice che non fa male magari se viene affiancato con un bel bicchiere di vino rosso, oppure se che anche la sera ha messo un po' di burro, non è che fa mai. Certamente se uno beve 4-5 bicchieri di vino perché le casa, perché quando, cari signori, va fuori, purtroppo siamo contro anche dell'aria che si respira, Bruno, anche di quello. Vero. Ma cosa dobbiamo fare qua? E allora non ti puoi bere, ti sei in compagnia, ahimè. Si dice, basta bere, per piacere via i bicchieri e sempre quello dell'acqua, no? La peso roba. Dove sei tu stato fino adesso? Sì. Tu fatto che? Sì. Siamo arrivati a casa prima, no? Porca miseria, questo no. Allora, dicendo così, qua io ho messo, che mettiamo dentro, Bruno, anche un po' di vino bianco secco, qua, che può essere un buon prosecco. Bene. Ecco, un prosecco delle nostre colline, di Coneglian ovviamente, e che ha una caratteristica tutta differente da quella del Valdobbiadene, con tutto rispetto al Valdobbiadene. Adesso può che è il prosecco del Conegliano Valdobbiadene. Quindi hanno fatto una congiunzione così, è anche giusto meglio tutti ecco. Anche perché Valdobbiadene ha bisogno di quello di Conegliano e Conegliano ha bisogno di quello di Valdobbiadene. Perché loro fanno degli incroci che viene fuori qualcosa di sublime, mi capisci? Di più e di più di quello che può essere un prosecco. Allora, perché dicevo prima che occhio che fa male, occhio che avevo massa? Allora, delle volte mi ricordo una cosa, che un paziente di un dottore è andato a farsi una visita, ma vera questa qua, no? Era l'ho a visitare. Era quando con la visita provava pressione alta, batti di cuore diciamo molto esaltanti, era che fa, ascolta, che vita è che fai tu durante la giornata? Cos'è che fai? Lavoro un pochettino, come mangio abbastanza, e come dottor, guardi, non vedi, io bevo i miei bei bicchieri, sa come che caro Beppi, caro Beppi, guarda, bisogna che ti fai una roba. Vuoi star bene? Vuoi vivere? Sì, mi voglio vivere. È una cosa che devo fare. Allora sta attento qua, mi ti dai la ricetta. Lei è semplice, non occorre che ti vai in farmacia, caro Bruno, non occorre che ti vai in farmacia, dico te va a casa adesso, no? Te va a casa e te va e te mangia. E cosa ha fatto il primo iniziale? Via. Non ti ha da vedere più e vino, non ti ha da vederlo. E io dico, sto qua cosa fa? E va. Vede, mica ascolta il dottore, ma ascolta, che mi proibisse il vino, e va alla prima osteria che trova, e va dentro, la piena così, e fa, Beppi, per piacere, dammi il solito quartino. E allora porta il quartino, tu qua lo salta sul bicchiere, mette la mano davanti e beve il vino.
un'ombra, poi mette la mano avanti e ben fuori. Questi qua che... Ma Peppi cosa tu fai? Cosa io che ti metti la mano avanti? Cosa? È il dottor Laita che no, da vedere più e vince vuoi vivere. Mister, tu cosa che fai? E io dico la prossima volta che vado dal dottore, metto una mano davanti, così sei di nuovo. Scusami, ma... Sai cosa che abbiamo combinato oggi? Che abbiamo contato, Barzetta, non abbiamo quasi più tempo per la ricetta. Oh mio Perciò Dio. 30 secondi riesci tu? Sì, velocemente. Ecco, dai, vai. Fondo di cottura leggero con la cipolla, immergere il riso, tostarlo per bene, annaffiarlo col generoso prosecco di Conegliano fino a che si evapora e poi continuare la cottura col brodo, annaffiandolo intanto in tanto fino a cottura venuta. A cottura venuta si aggiunge, prima della cottura venuta, tutto il radicchio rosso di riso spezzettato e lo butterete a metà cottura perché deve essere croccante. Si manteca, a fine cottura si manteca con parmigiano e burro, sale e pepe e si porta in tavola. E se non vi ricordate, telefonate noi altri, sì, quando sì. che vi idea di fare il risotto, ne invite a casa e noi altri vi insegniamo. Ecco. Ciao Armando, Grazie Bruno. a domani, ciao a tutti Ciao gli a tutti, ascoltatori, buon appetito a arrivederci, tutti. Ciao. arrivederci alla prossima ricetta.